Ciao, Giuseppe Conte o Vincenzo De Luca, vedete voi, mo chi si trova a rispondere. Io vi volevo chiedere una cosa, mia moglie ha detto ma non glielo dire, metti in difficoltà, non ha che fa in questo periodo. Ho detto guarda, ma se mi possono rispondere a volo, allora che c'è cosa, cioè sono persone semplici, figurati se a me non me lo dicono. Allora, la domanda è questa. Siccome questa è la terza settimana che siamo chiusi in casa, per l'amor di Dio, se sta proprio bene, cioè non ci potremmo proprio lamentare, non possiamo dire proprio niente, hashtag io resto a casa, no? Però vedi la mente umana com'è perversa, si insinuano certi pensieri. E allora, agittiamo ci dico, volevo chiedere, ma voi più o meno, no? Sapete quando ce ne scendiamo? Cioè lo sapete? Nel senso che quando succede, no? Voi ci volete fare una sorpresa o ci avvertite un poco prima? Cioè, nel senso, cioè, potremmo mettere un pigiama per esempio la sera, oppure voi all'improvviso fate allo scendere e noi abbiamo già mezzo vestito a sotto. Fateci sapere perché è importante, cioè nel senso che fate un countdown e quando scendiamo dobbiamo preparare qualche coreografia. Mi piacerebbe molto per esempio che scenda, bacio il palazzo e faccio urlo suavemente tutto quanto, e mi piace se poi ci abbracciamo tutto quanto insieme. Cioè fateci sapere perché, allora ripeto, non ci stiamo lamentando, si sta benissimo a casa. Lavorare che cazzo ho fatto prima? Abbiamo fatto per tanti anni, no? Che ti ricordate? Che ti ho fatto per esempio che se tu volevi scendere, scendevi, se non volevi scendere, non scendevi. Mi piaceva questo, ho fatto scegliere, no? E che cazzo? Allora, se sapete qualcosa, avvertitemi, Peppe Iudice, cioè, mi trovate, mi sanno a casa. Andiamo? Ciao, Ibe.